Venezia è la quarta città più inquinata d'Italia e poco ci manca in termini di giornate di sforamento per ozono e PM10, che sia addirittura terza. La condanna è stata emessa nel giorno in cui è caduto l'embargo informativo sul rapporto malaria che Legambiente stila ogni anno sull'inquinamento atmosferico dei capoluoghi dello Stivale. Venezia e la laguna soffrono, servono azioni strutturali e bisogna iniziare a prendere in seria considerazione l'apporto dell'inquinamento prodotto dalla navigazione. Finalmente bisogna mettere in campo gli strumenti che oggi ci sono, ad esempio il blocco del traffico e quindi il blocco di motori più inquinanti anche per i mezzi a motore di navigazione. Per Mestre c'è il tema caldo di Porto Marghera e del traffico legato ai trasporti del commercio, oltre a quello della mobilità urbana. Nel 2018 in città i limiti giornalieri per le polveri sottili e per l'ozono sono stati superati per 139 volte, una giornata e mezza su 3. Dati da codice rosso. Bisogna intervenire con iniziative strutturali e quindi non solo con blocchi estemporanei, bisogna convertire, speriamo, anche i mezzi di locomozione, i mezzi a motore delle categorie, soprattutto dei commercianti o comunque sono delle categorie che usano il mezzo, che hanno bisogno di cambiare modo di muoversi, bisogna incentivare altre modalità di trasporto. A quasi nulla sono serviti piani antismog, a dimostrazione che i blocchi del traffico dei mezzi più inquinanti per qualche giorno non bastano più. Nella classifica di Legambiente Venezia è quarta, dietro Brescia, Lodi e Monza, davvero per poco. Perciò è quanto mai urgente un ragionamento serio per fermare i motori delle navi o alimentarli a energia elettrica come sta facendo Genova. La salute è in grave crisi, dice Legambiente, secondo cui è urgente mobilitarsi per trovare soluzioni concrete.